Dico no al nucleare semplicemente perché non ne abbiamo bisogno. Perché creare tutto questo allarme sociale? Perché ricorrere al nucleare se non ce n'è bisogno? Con la conversione a carbone della centrale di Porto Tolle avremo la quasi autosufficienza energetica per quanto riguarda la produzione di energia elettrica. E allora perché? Avremo il 90% di quanto ci occorre. Attivando vecchie centrali dismesse, idroelettriche, piccole, micro, avremo ancora una grande produzione. Oggi le turbine sono molto più moderne, molto più efficienti e potremo veramente produrre molto. Regioni vicino a noi sono autosufficienti dal punto di vista energetico grazie all'idroelettrico. Potremmo farlo anche noi, ma potremmo anche installare nuovi pannelli fotovoltaici. Solo nel Padovano produciamo il 60% dei pannelli fotovoltaici che si producono in Italia. Ma le biomasse e altre fonti? Abbiamo a Marghera una sperimentazione di produzione di energia elettrica con l'idrogeno. Tutto questo dice una cosa: non c'è bisogno del nucleare. Si parla di 4 centrali, 15-20 anni per costruirle. In realtà, quando si parla di questi tempi in Italia, bisogna aumentarli perlomeno di un 20-30%, saranno 20-25 probabilmente. E la spesa? 30 miliardi, probabilmente arriveremo a 40, 50, 60. Grande allarme, grande paura e anche rischio. Invece, ricorrendo alle fonti di energia alternative, avremo la tranquillità, la sicurezza e l'autosufficienza. Un'altra questione: di tutte queste cose ce n'è una ancora più importante, quella del risparmio energetico. Se noi costruissimo le case, i nostri palazzi, le nostre scuole, come fanno già in altri paesi, avremo un risparmio di 70 miliardi in 20 anni, al che avremo un risparmio che è quasi il doppio di quanto costerebbero queste 4 centrali nucleari. Ma perché farsi del male se è possibile avere la stessa cosa in maniera pacifica? E tra l'altro facendo lavorare le imprese del posto, perché ad installare, a costruire, a fare la manutenzione del fotovoltaico o delle piccole centrali idroelettriche bastano le nostre piccole imprese, non come per il nucleare che occorrono le grandi imprese che vengono da fuori. Non per essere chiusi rispetto a quelle, ma se possiamo utilizzare quello che già abbiamo, se possiamo essere autonomi senza creare allarme e pericolo, perché farci imporre le centrali nucleari?